Locarno, 5 del mattino. La polizia si prepara a entrare in azione. Stiamo facendo un'irruzione, dovrebbe essere l'ultimo tassello di un'inchiesta in corso da gennaio di quest'anno. L'obiettivo, un uomo coinvolto in un vasto traffico di cocaina. Avrebbe rifornito vari spacciatori locali e avrebbe dato alloggio a uno spacciatore arrivato dall'estero con il solo scopo di vendere droga e che nel frattempo ha fatto perdere le sue tracce. Te lo devo tirare via. Noi scendiamo, andiamo a destra e qua ci sarà la porta. Voi scendete, andate dritti e vi posizionatevi davanti. Tutto chiuso bene, tutto chiuso. Chiami ragazzi. Sopra. Giù. Vai dietro la schiena! Porta! Luce! Due persone si trovano in casa, ma non il ricercato principale. Anche un altro appartamento al piano di sotto viene ispezionato. Allora, abbiamo fatto l'irruzione nell'appartamento, si presenta in un disordine allucinante, come vedete. E adesso procederemo a una perquisizione dettagliata. Al momento, cioè così da un primo sopralluogo si intravedono già comunque tracce di polvere bianca nella cucina. Evidentemente qualcuno li ha consumato e è anche verosimile che abbiano cucinato del crack. Nel palazzo nessuna traccia dell'indagato. Cresce l'attesa, ma poi il colpo di scena. Io ho chiesto a loro... A tuo? Dammi buone notizie. Fermato. Si trovava in un garage, forse un deposito per la cocaina. Dove praticamente abbiamo rinvenuto anche l'imputato, abbiamo trovato questo quantitativo di cocaina che possiamo stimare adesso all'incirca su una ventina di grammi lordi, ecco. In tutto verranno scoperti un centinaio di grammi e 5.000 franchi in contanti. L'inchiesta ha ricostruito un vasto traffico di cocaina, che ha coinvolto anche altri gruppi dediti allo spaccio di droga. Indagini come questa si susseguono. L'anno scorso la sezione antidroga ha arrestato un centinaio di persone. Ma come si sviluppa questo fenomeno e da dove arriva la cocaina che sta inondando l'Europa? Abbiamo provato a riavvolgere il filo di questi traffici, che si presentano come un gioco del gatto e del topo tra chi alimenta l'onda bianca e chi cerca di fermarla. Siamo ad Anversa, in Belgio, una delle porte d'accesso per la cocaina che dal Sud America arriva principalmente via mare. Con una superficie di oltre 120 km², il suo porto è uno dei più importanti al mondo. È da qui che parte l'onda bianca che sta inondando l'Europa. Qui, l'anno scorso, sono state sequestrate 116 tonnellate di droga, per un valore al dettaglio di diversi miliardi di franchi. La criminalità organizzata sfrutta le rotte commerciali per i propri traffici illeciti. Inoltre, il porto d'Anversa è un porto aperto, facilmente accessibile. Questo di per sé è vantaggioso, ma lo è anche per i trafficanti, per far fuoriuscire la droga dallo scalo. Per recuperare la droga nascosta nei container servono dei complici. I criminali corrompono le persone, ma usano anche la violenza. Mostrano le foto delle famiglie e delle case dei lavoratori per intimidirli. La città ora deve fare i conti con episodi di violenza sempre più frequenti. Joris van der A è un giornalista. Ci porta dove è iniziata questa ondata criminale. Questo è l'albergo dove Najib Boubou è stato ucciso nel 2012. Era un importante trafficante di Amsterdam che lavorava con criminali di Anversa che rubarono 300 kg. Quando è uscito, 2 killer sono arrivati dal parcheggio e gli hanno sparato. È stata la prima volta che il business del traffico di droga ad Anversa è diventato visibile per il grande pubblico.
Negli anni successivi il problema è diventato maggiore e ora quando dici Anversa dici cocaina. I fatti di cronaca si susseguono. Questo ristorante è stato dato alle fiamme. Si dice che il figlio del proprietario fosse coinvolto in un maxi traffico, ma qualcosa è andato storto. Questo è un esempio della violenza legata alla droga e al crimine organizzato. Quando le cose vanno bene, al porto tutti si arricchiscono, ma certe volte le cose vanno male ed ecco cosa succede. Passare al setaccio tutte queste navi è irrealistico. Stiamo navigando all'ombra delle più grandi navi porta container al mondo. Sono veramente gigantesche. Ognuna trasporta una quantità di container impressionante. Cercare qualcosa nascosto al loro interno è veramente impossibile. Tutto è reso più difficile anche dal fatto che gli attori coinvolti sono molteplici. Non c'è un'unica grande organizzazione che controlla i traffici. Ci sono vari gruppi che lavorano per altre organizzazioni che li pagano. Inoltre i capi non operano direttamente da Anversa o dal Belgio. Si nascondono in posti che ritengono più sicuri, come Dubai, il Marocco o la Turchia. Dagli scali marittimi la cocaina si riversa in Europa grazie alle ramificazioni dei gruppi criminali, anche in Ticino, dove hanno messo radici le organizzazioni albanesi, che muovono come pedine i loro connazionali più poveri. I traffici di cocaina in Ticino sono gestiti prevalentemente da organizzazioni che sfruttano cittadini di origine albanese per lo spaccio al dettaglio. Inviano in Ticino questi spacciatori alloggiati prevalentemente presso appartamenti occupati da tossicodipendenti che in cambio di dosi o di una parte dell'affitto mettono a disposizione l'alloggio appunto per confezionare e a volte spacciare la sostanza. La gestione degli acquirenti viene fatta dall'estero direttamente, quindi lo spacciatore riceve il messaggio sul proprio cellulare con l'indicazione di dove recarsi e di quanta sostanza portare. Le organizzazioni che operano da noi non sono mai in lotta, non ci sono guerre intestine per accaparrarsi fette di mercato, c'è un quasi monopolio da parte di queste organizzazioni. La situazione è ancora abbastanza gestibile, ecco, a differenza di località o città europee dove effettivamente assistiamo a un peggioramento legato alla presenza di queste organizzazioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Le organizzazioni balcaniche sono gli attori principali, ma sulla scena esistono anche i cani sciolti, come Luca, che ha spacciato per anni. Abbiamo ricostruito il racconto di come si muoveva sulla piazza locale. Sono stato condannato dopo che mi hanno trovato con 18 grammi di cocaina addosso. Alla fine sono riuscito a dimostrare che in gran parte era per consumo personale. Ne ho spacciata molta di più in realtà, non ti posso dire quanta. Per non farmi intercettare acquistavo decine di schedine telefoniche estere e le cambiavo di continuo. E cambiavo di continuo anche i cellulari. Alcune volte me li facevo dare dai clienti in cambio di dosi. Così non mi hanno mai coinvolto in nessuna inchiesta. La spacciavo nei centri della Movida di Lugano, di Locarno, in giro per le feste. Acquistavo 1 chilo di cocaina al mese da un contatto che avevo su a Bellinzona. Andavo da lui ogni settimana, così non avevo mai troppa roba addosso. La acquistavo a 48 franchi al grammo ed è un buon prezzo per la Svizzera. Lui so che si riforniva grazie ai trafficanti che si muovevano tra il nord Europa e la Svizzera. Sono fuori dal giro da parecchio tempo, però ti posso dire una cosa, che la quantità e la qualità in circolazione, sia in Ticino che in Svizzera, è aumentata di molto, tantissimo. Sempre più cocaina e sempre più pura. Quella sequestrata arriva nei laboratori della polizia scientifica, che ora dispone di nuovi strumenti. Grazie a questo apparecchio, che si chiama NIRLab, andiamo ad analizzare questa sostanza. Basta mettere l'apparecchio, schiacciare e qua in un attimo possiamo vedere, ci dà il risultato cocaina all'85%. È una purezza molto elevata. È una purezza elevata che riscontriamo sovente adesso nei casi di cocaina. Quindi vuol dire che negli anni
La qualità, la purezza della cocaina è aumentata? È aumentata, sì. Negli ultimi anni vediamo il grado di purezza che è superiore all'80%. In Ticino negli ultimi 5 anni sono stati sequestrati oltre 100 kg, che al dettaglio avrebbero fruttato più di 12 milioni di franchi. In tutta la Svizzera vengono intercettati ogni anno vari quintali, ma è solo una minima parte rispetto alla cocaina in circolazione. Arriva in vari modi, anche grazie a corrieri che rischiano la vita. Questi sono degli ovuli ingeriti dai cosiddetti muli, le persone che viaggiano trasportando cocaina. Riescono a ingerirne fino a un centinaio. Ogni ovulo pesa sui 10 grammi, quindi possono ingerirne circa 800 grammi, un chilo. Questi ovuli sono davvero ben fatti, ci sono molti strati di protezione in plastica. Devono poter essere ingeriti da una persona e poi evacuati senza problemi, perché se uno di questi si apre nel corpo di una persona, muore. Il professore Seiva monitora da anni i consumi di stupefacenti, ci fornisce numeri impressionanti. Abbiamo stimato che in Svizzera si consumano ogni anno circa 5 tonnellate di cocaina. I grandi sequestri, che vengono fatti per esempio nei porti di Anversa e Rotterdam, a livello della qualità e disponibilità del prodotto non hanno impatto. Significa che quello che la polizia preleva dal mercato, resta una minima parte. In Svizzera non più del 5-10%, ma la droga continua ad arrivare, è sempre disponibile. I tuoi contatti, come facevano a portare tutta questa cocaina in Svizzera? Principalmente la nascondevano nei camion e nelle automobili e entravano così in Svizzera. Ci sono stati molti sequestri, però la quantità di cocaina intercettata non è niente in confronto a quella che c'è in circolazione. La Svizzera è un crocevia per questi traffici. Chi trasporta cocaina sfrutta l'enorme flusso di veicoli che ogni giorno attraversa il confine e costruisce nascondigli sempre più sofisticati. Per contrastare questo fenomeno servono tecnica ed ingegno. Abbiamo visto che dietro là mancava un'altra protezione. Abbiamo capito che molto probabilmente nel cruscotto c'era qualcosa che non andava. Dal momento che ci sediamo in macchina poi dobbiamo farci un'idea di come possiamo entrare in questo ricettacolo. Quindi le possibilità sono diverse. In questo caso abbiamo provato la via del contachilometri, che di solito in questi modelli è abbastanza facile da smontare. Di solito non sono mai bloccati questi. Con una leggera pressione escono. E questo qua invece era bloccato. Quindi se è bloccato c'è qualcosa che non va. Sicuramente è stata messa una serratura dietro. Un'altra cosa che ci ha fatto insospettire è una graffetta modificata. Diciamo che non credo che qualcuno tenga in macchina una graffetta del genere, quindi un'utilità la doveva avere. Il cavo di ricarica del telefono normalissimo, si inserisce la graffetta e si sente un click. Sì, che quella è l'apertura. E qui praticamente accediamo al ricettacolo. Perché utilizzare automobili del genere per trasportare droga? Sostanzialmente credo che i fattori siano più di uno. La gran mole di traffico e il fatto che si possa nascondere abbastanza abilmente delle sostanze anche in piccole quantità all'interno di un'automobile. La nostra autostrada che va da Basilea a Chiasso è l'asse centrale europeo. Si presta molto bene al passaggio di questi traffici, sì. Gli importi maggiori, quantitativi più consistenti che sequestriamo all'uscita della Svizzera, del Ticino, sono evidentemente destinati al mercato italiano. Ciò non toglie che una volta frammentato questo quantitativo potrebbe rientrare sul territorio svizzero attraverso evidentemente altri canali e ad altri destinatari. Il numero di mezzi e la mole di merci che transita tutti i giorni non consente un controllo capillare. Decine di automobili modificate sono state intercettate in Svizzera negli ultimi anni. Vengono custodite in questo luogo segreto prima di essere distrutte.
In questo veicolo troviamo un ricettacolo praticamente costruito su tutto il tunnel centrale. Per l'apertura bisogna accendere la macchina, azionare lo sbrinavetri, viene utilizzato tanto lo sbrinavetri perché porta corrente, e poi con il telecomando rinvenuto all'interno della macchina, premendo il bottone rosso, possiamo vedere come il tunnel centrale si solleva per creare l'apertura qui dietro. Un meccanismo simile è stato scoperto di recente anche in un'auto fermata nel Canton San Gallo. Al suo interno 11 kg di cocaina. È stata intercettata in una zona non comune per sequestri di questo tipo. Fino a 10-15 anni fa le rotte erano più prevedibili, per cui vi era idealmente uno spostamento della cocaina da nord a sud. Adesso in questo mercato così globalizzato invece non si distingue più una rotta prestabilita. Le rotte continuano a cambiare e le inchieste si fanno sempre più articolate. Inchieste che partono, poi magari si sviluppano e quindi magari un'operazione di una settimana, 2 può allungarsi anche a mesi. Un'operazione, un'inchiesta di questo genere porta via tante risorse e impegno da parte nostra, ecco. Un impegno che deve fare i conti anche con trafficanti sempre più scaltri. Un nuovo metodo è quello di processare la cocaina chimicamente per nasconderla nelle confezioni di shampoo o di gel, il che la rende molto più difficile da trovare. Un gioco del gatto e del topo che continua. Per ogni sequestro molta altra droga arriva a destinazione e così l'onda bianca diventa sempre più grande. Traffici internazionali che alimentano mercati locali, dunque. Marcello Cartolano, abbiamo sentito nell'intervista un ex spacciatore dire: io smerciavo fino a 1 chilo di cocaina al mese. È una cifra che credo stupisca molti per, tra virgolette, il piccolo Ticino. Si riesce ad avere un'idea di quante sono le persone che consumano cocaina in Ticino? Ma è molto complesso dare un numero, ma sicuramente quello che abbiamo rilevato è che in determinati contesti la cocaina è molto presente, e dai racconti di persone che comunque hanno intraprendono dei percorsi di cura emerge comunque quanto in questi contesti la cocaina sia banalizzata, sia consumata con questa impressione anche di poter comunque utilizzare una sostanza, mordi e fuggi. I numeri sono comunque significativi dal momento in cui, rispetto a quel 10% che dichiara di consumare comunque frequentando determinati locali notturni la cocaina puntualmente ogni weekend, ci sono poi persone che comunque la sostanza la utilizzano magari anche per riuscire a sbarcare il lunario o mantenere dei ritmi durante la settimana. Noi abbiamo notato che questo fenomeno è comunque molto banalizzato anche dovuto al fatto della caduta dei prezzi, quindi una sostanza molto accessibile, facilmente purtroppo reperibile, e questo può dare una sensazione di banalizzazione e quindi di una sorta di accettazione sociale e normalizzazione anche di questo genere di consumo. La prevenzione e la lotta alle droghe oggi è molto una lotta contro le sostanze, che siano, insomma, le ha elencate parecchie lei prima. È immaginabile spostare il baricentro di questa lotta / prevenzione sul concetto stesso di dipendenza, cioè lavoro in modo che tu non diventi dipendente da qualunque sostanza, che sia l'alcol, l'ecstasy, la cocaina e via dicendo. È immaginabile fare questo salto? Sì, attualmente assolutamente questa è la direzione che stiamo prendendo. Gli esperti comunque stanno mettendo molto l'accento sul contesto di dipendenza, quindi quali sono anche i meccanismi che possono comunque innescare e indurre a sviluppare una dipendenza. Come abbiamo detto, oggi è più complesso anche il panorama del consumo, quindi le persone policonsumano, c'è anche una salute mentale, comunque una fragilità
che entra in gioco e quindi c'è bisogno davvero di fare una prevenzione che permetta alle persone di acquisire delle consapevolezze e delle conoscenze anche rispetto ai rischi e all'induzione che un certo tipo di comportamento può portare. Ecco, l'ha detto lei prima, la cocaina in fondo ha un'immagine banalizzata e positiva, no? Perché è una droga che aumenta le prestazioni, ma poi una volta che si rimane dentro le conseguenze sono pesanti. Allora, vediamo un ultimissimo contributo, un tassello di un paio di minuti di un ragazzo ticinese che è diventato cocainomane, è diventato dipendente della cocaina, è riuscito ad uscirne e ha anche scritto un libro per dare, come dire, anche pubblicità a questo suo successo. Vediamo la sua testimonianza e poi torniamo in studio. La cocaina è stata quella sostanza che mi dava un po' il rifugio che cercavo, che avevo bisogno. Samuele, questo è il suo nome di fantasia, era un giovane studente quando ha iniziato. Oggi ha 28 anni. Sniffava cocaina il sabato sera, ma poi una serie di debolezze lo hanno portato a consumarne sempre di più. Ne consumavo tanta, nel senso 1 o 2 grammi al giorno, tutti i giorni. Dalle sue delusioni è nato un libro, anche per raccontare la sua storia. Spendevo facilmente 3.000 franchi, 3-4.000 franchi al mese. Chiaramente ho cominciato a farmi dei debiti, circa 10.000 franchi. Samuele adesso vive in una località della Romandia che non vuole rivelare. Qui si sta rifacendo una vita e qui ha deciso di entrare in un istituto di recupero. Ho visto la mia vita che mi stava scivolando proprio dalle mani e non avevo previsto questo per me. Hai deciso poi di scrivere un libro, perché? Ho iniziato a scrivere questo libro in ospedale inizialmente per mettere in chiaro un po' le mie idee. Tutto il caos che avevo un po' nella mia testa, metterlo nero su bianco mi aiutava. E il fatto della paura, avevo paura di quello che mi aspettasse e non ho trovato persone che potessero realmente raccontarmi quello che mi aspettavo. Il percorso di terapia com'è andato? È complicato, diciamo che quando si entra in posti del genere, quindi comunità o associazioni di recupero, quello che succede è che devi essere riabituato, quindi rieducato ad avere una vita o una routine normale. Quindi cominci dal tenere in ordine la tua camera, il tuo igiene personale, cucinare in comunità, quindi per tutti quanti. Dopo da lì si comincia a sviluppare una sorta di crescita, sempre all'interno di questa situazione protetta. Tu, insieme alle persone che ti seguono, decidete che è il momento di poter affrontare la società e il lavoro normale. Tu oggi come vedi il tuo futuro? Io adesso ho 28 anni e il mio futuro lo vedo, non posso dire roseo, ma sicuramente un futuro, posso avere un futuro. Ecco, penso che la risposta migliore sia questa.